Multisala Candiani per la presentazione del suo ultimo film Sotto una buona stella con Paola Cortellesi, Carlo Verdone, che nel primo fine settimana ha superato i 4 milioni di incassi battendo Monument Man di George Clooney, ha elogiato la provincia veneta, dicendo di preferirla addirittura al centro storico veneziano. A me che cosa piace? Piace molto la provincia, che io conosco un po', ma dovrei conoscerla meglio. Mi interessa molto per quel che riguarda l'aspetto della gente veneta. Mi piacerebbe fare un film dove ci possa essere una bella coralità veneta, quindi andrebbe ambientato tutto quanto qua, perché no? Sai, dipende anche dall'idea che ti viene in mente. Io se posso andare via da Roma sarei contento, non perché Roma non mi piace, la mia città l'adoro, però l'abbiamo fotografata tanto, guardi, quindi c'è bisogno di uscire fuori. Più usciamo e anche i film vengono anche diversi, insomma, abbiamo anche degli stimoli in più e il Veneto ha tutte le caratteristiche per darti il massimo. Un film che affronta temi serissimi per l'Italia di oggi, un'Italia che secondo il regista avrebbe proprio bisogno di una buona stella. Dovrebbe proteggere pure l'Italia, secondo me, la buona stella, perché la vedo molto confusa l'Italia in questo momento. Un po' una riunione condominiale che sta durando da troppo tempo, quindi speriamo che una buona stella illumini le menti di queste persone e ci diano un paese un pochetto più governabile e affidabile.